Come il professor Culino non può venire, io ho il piacere di riaprire i lavori di questo pomeriggio nell'architettura del nostro convegno esposta ieri. Entriamo nella seconda fase o nella seconda parte che si occuperà delle comunità socio-professionali e la prima relazione è dedicata a un soggetto molto importante, anche classico, i popolani a Venezia, e ho il piacere di dare la parola a Claire Jus de la Rivière. Grazie. In effetti oggi parlerò del popolo a Venezia, prima considerando il gruppo, diciamo, in un arco cronologico abbastanza ampio e poi richiuderò un po' sulla fine del Medioevo, l'inizio dell'epoca moderna. Però, diciamo, in generale, se si considera il popolo veneziano tra 200 e 500, come ben si sa, è il gruppo, partiamo con questa definizione generale, è un gruppo molto ampio che rappresenta tra l'85 e il 90% della popolazione e in un certo senso, anche se il gruppo più cospicuo della società veneziana, direi che è anche il gruppo forse meno conosciuto se si compara col patriziato, che è stato molto bene studiato in varie direzioni. Ci sono tanti studi sul popolo veneziano, ma forse ancora c'è da esplorare e da analizzare in termini di popolo considerato appunto come un'unica comunità, come un unico gruppo. È quello che vorrei un po' cercare di discutere oggi. Quindi un gruppo molto ricco socialmente, politicamente, giuridicamente, un gruppo molto diverso, molto eterogeneo e questa eterogeneità in effetti ci costringe a considerare, oltre la categoria generale di popolo, di che cosa si parla. E partirei dicendo che comunque è difficile definire questo gruppo per due ragioni, cioè è difficile da definire nell'arco cronologico che ho definito cominciando, cioè dal 200 al 500, perché in questi 4 secoli c'è una grandissima evoluzione, cioè si parla di un gruppo che conosce varie evoluzioni. La prima ovviamente è demografica, si sa che la popolazione di Venezia aumenta di continuo tra il 200 e il 500, ovviamente ci sono delle crisi, ci sono dei momenti di peste però comunque è una città che grazie alla crescita demografica, ma anche grazie all'immigrazione continua, è una città che cresce, quindi il gruppo dei popolani è sempre più ampio. Poi c'è ovviamente in questi 4 secoli un'evoluzione economica che è anche legata a questa crescita demografica, cioè si parla anche di persone che sono certe si arricchino, quindi si parla di persone per certi sempre più ricchi, se si pensa a artigiani per esempio o a piccoli bottegai, quindi c'è una possibilità per certi di loro, generazione dopo generazione, di arricchirsi e quindi la creazione, diciamo, di gerarchie interne al popolo. Sempre parlando di questa evoluzione sul lungo termine, ovviamente ci sono anche evoluzioni sociali legate al fatto che questa popolazione è sempre più ampia, si divide in vari, l'ho detto, gerarchie, ma anche sotto organizzazione, piccole comunità, piccoli gruppi, piccole istituzioni che diventano sempre più numerosi dalla metà del Medioevo fino all'epoca moderna. Quindi sul lungo termine proporre una definizione unica del popolo mi sembra molto difficile. Trasformazioni che in continuazione cambiano il gruppo. Adesso se mi restringo sul periodo che studio io, cioè la fine del Medioevo, l'inizio dell'epoca moderna, 400-500, dopo quindi questa lunga evoluzione medievale anche dello statuto, del quale riparlerò, anche lì è difficile comunque proporre una definizione unica, perché prima, come lo vorrei dire, cioè proporlo, per la gente dell'epoca stessa
non è detto che il popolo fosse una cosa molto chiara, cioè che avesse una definizione molto chiara. E ovviamente anche per noi storici è difficile mettersi d'accordo su che cosa parliamo, e credo che parlando del popolo in un certo senso possiamo scegliere di vederlo da due punti di vista, cioè uno, parlare del popolo come un gruppo ideale, come un'idea politica, il popolo, o parlare più come storico-sociale dalle persone, dai popolani. Quindi sono due, cioè è lo stesso termine, il popolo, però due visioni totalmente diverse del gruppo. Il popolo politico come comunità teorica che può essere sia soggetta ai patrizi o quella che costruisce la popolazione, quindi quest'idea politica teorica da una parte, o il popolo come realtà, cioè un gruppo fatto di tanti popolani, uomini e donne, che hanno funzioni diversi, lavori diversi, livello di vita diverso. Quindi di queste definizioni complesse, diciamo, e certe volte che possono sembrare quasi in contraddizione, mi sembra che il termine di comunità diventa molto utile per mettere in questione queste definizioni, cioè un termine molto utile per riflettere a che cos'è il popolo. Quindi comunità l'abbiamo già ben definito ieri, stamattina, cominciamo a vedere bene ovviamente di cosa si parla quando si parla di comunità, quindi un gruppo, un'entità, l'idea di un collettivo, certe volte istituzionale, cioè con un'istituzione, ma non sempre. Comunque è un gruppo che definisce un'appartenenza. La comunità è il gruppo al quale uno appartiene, e quindi appartenere a una comunità dà la possibilità di avere un'identità collettiva, cioè di creare un'identità collettiva, ma soprattutto direi un'identificazione collettiva. Quello che è interessante nella comunità, che permette ai membri della comunità di identificarsi con un gruppo e di identificarsi con gli altri. Quindi l'appartenenza definisce anche l'identificazione. Quindi da queste premesse vorrei fare due domande sul popolo. La prima è chiedere se il popolo veneziano formava una comunità unica e unita, cioè se esisteva un popolo che sarebbe questa comunità popolare, diciamo. E la seconda domanda che mi sono fatta considerando questa categoria di comunità, è un po' quello che diceva stamattina Ermanno Orlando, e se non c'è una comunità, quali sono le diverse comunità alle quali il popolo veneziano poteva appartenere nel 400-500. Quindi in modo di rispondere a queste due domande vorrei considerare tre punti. Il primo sarebbe la questione della comunità giuridica, se esiste o no a Venezia una comunità giuridica che sarebbe quella del popolo. Da comunità giuridica poi vorrei passare all'idea di comunità sociale, per dire velocemente, cioè territoriale e sociale, e terzo punto alla domanda della comunità politica. Quindi se si parte dall'idea, cioè la domanda che vorrei fare è se esiste una comunità giuridica alla quale appartengono tutti i popolani veneziani. E questa è una domanda, a mio avviso, molto difficile, e penso che mi mancano, credo, ancora dei documenti, perché rimango sempre frustrata di fronte alla mancanza di definizione legale di che cos'è il popolo veneziano alla fine del Medioevo, perché ovviamente si sa c'è una lunghissima evoluzione dello statuto dei patrizi, in parallelo una lunghissima evoluzione dello statuto dei cittadini, quindi c'è davvero lo sviluppo di tutta una letteratura teorica, un quadro giuridico che definisce esattamente che cos'è un patrizio, che cos'è un cittadino a Venezia alla fine del Medioevo, però che cosa diventa il popolo in parallelo a queste trasformazioni giuridiche dei gruppi, cioè delle elite, è molto più difficile da capire. Cioè testi che definirebbero esattamente che cosa vuol dire essere nativo di Venezia o quali diritti darebbe il fatto di essere nato a Venezia,
è più difficile da trovare nei documenti. Sappiamo che tante leggi veneziane dicono che fanno la differenza tra i nativi e i forestieri, questo lo sappiamo. Però il problema che questo pone, questa diciamo, opposizione tra forestiere e nativo o abitante e forestiero, prima è quanto tempo uno rimane forestiero, cioè quanto, e sappiamo che anche lì tante leggi dicono tante cose diverse, 10 anni, 25 anni, eccetera. Però le leggi continuano a dire nativo e forestiero, non è che dicono nativo o forestier da più o da meno di tot anni. Secondo problema che pone questa opposizione tra nativo e forestiero è cosa può fare un nativo che non potrebbe fare un forestiero. Quindi sappiamo che nelle arti ci sono un sacco di leggi che cercano appunto di dare agli uni e agli altri diritti diversi. Però fuori delle arti, che cosa per domestici per esempio, che non appartengono a arti, c'è una differenza tra un domestico nato a Venezia e uno nato fuori? Parlo giuridicamente, c'è una differenza di diritto di fronte alla giustizia veneziana, per esempio. E poi terza domanda legata a questa differenza tra nativi e forestieri, è il problema del come provarlo. Se si parla del 4-500, lo sappiamo, i popolani non sono registrati, la loro nascita non è registrata. Quindi prima dell'arrivo di una amministrazione che crea proprio dei registri, delle liste di abitanti, come si fa a sapere che uno è nato o no a Venezia? E qua si sa che ovviamente i vicini diventano molto importanti, ne riparlerò. Quindi vediamo, ci sono dei problemi legali, concretamente, legalmente, definire che cos'è il popolo è molto interessante e in effetti se si pensa la categoria di popolo è usata molto nelle fonti veneziane, però la gente stessa molto raramente si presenta come popolano. Cioè, io ho studiato molto le fonti giudiziarie, i processi della Vogaria di Comune, le referenze a popolani sono rarissime e molto spesso vengono da patrizi che dicono lui è un popolare, un popolano, ma anche comunque ne trovo pochissimo. Ma una persona che si presenta come popolano, quasi mai. Quello che dice la gente è abitante di Venezia o residente a Venezia, però non popolano di Venezia o non del popolo di Venezia. Quindi definire questo termine, partendo dalle fonti, ci obbliga a fino adesso io quello che ho fatto ovviamente, ma come tanti prima di me, è definire il popolo in negativo, cioè il popolo è quello che non è né patrizio né cittadino, quindi tutti gli altri, ma ovviamente qua vediamo il limite, perché cioè, i forestieri dove le mettiamo? Sappiamo che i popolani sono quelli che non hanno accesso a certe attività economiche, quindi qua ci sono delle leggi che escludono delle persone in particolare del commercio internazionale. Ovviamente i popolani sono quelli che non hanno accesso alle istituzioni politiche, quindi quelli che non governano. In un modo molto interessante i popolani a Venezia sono ancora nel Cinquecento quelli che non hanno un cognome. Tantissimi di loro non hanno un cognome, il che, cioè, io penso che non hanno un cognome, anche se si può discutere, comunque nelle fonti non usano cognome. Quindi la differenza tra i popolani e patrizi e cittadini, che gli altri, cioè patrizi e cittadini, possono, uno, affermare un'identità familiare, ma poi anche affermare un legame speciale con la storia di Venezia, perché si possono iscrivere, grazie al loro cognome, in questa storia, tradizione legata al loro nome. Quindi tutte queste cose che i popolani non hanno è quello che, diciamo, permette di definire una comunità giuridica, ma è molto più complesso definire positivamente questa comunità giuridica. E lì in effetti si ritrova l'idea che in un certo modo il fatto che questo popolo veneziano non abbia un'unità giuridica è
forse una delle ragioni che spiega l'assenza di rivolte o l'assenza di resistenza politica, perché non hanno questa possibilità di identificarsi bene a un gruppo, quindi si potrebbe pensare che questa incapacità di pensare a loro come un insieme, come una comunità, è un modo di non sviluppare in un certo senso un'azione collettiva. Quindi questo è il primo punto, comunità giuridica. Se consideriamo che non formano una comunità giuridica, seconda domanda, quindi a quale piccole comunità appartengono, quali sono le possibilità, quali sono le comunità popolari che possiamo riconoscere a Venezia. E lì parlerò cioè farò 3 esempi perché comunque sono conosciuti, ma vorrei metterli in relazione appunto per mettere luce su questa idea di comunità. La prima che vorrei nominare, queste sono le comunità della laguna. Studiando Murano, in effetti lì mi sono resa conto che Murano nel 4-500 fa un uso continuo della parola comunità. Murano è una comunità, si presenta come una comunità nei testi legali, e lì non solo nei testi legali, non solo negli statuti, ma in tutti gli altri documenti è la comunità di Murano. Quindi lì vediamo benissimo come è nata questa comunità, è legata al fatto che sia un'isola isolata, come il nome, un'isola con delle istituzioni, quindi ci sono delle istituzioni indipendenti sotto la sorveglianza e il governo di un podestà nominato da Venezia, e questa comunità ha un senso di difendere un bene comune, che è il bene comune degli abitanti di Murano, un interesse comune, e credo che ancora nel Cinquecento la comunità di Murano continua ad essere un gruppo che inserisce tutti, cioè uno che appartiene alla comunità di Murano, cioè tutti gli abitanti appartengono alla comunità di Murano. E poi il Cinquecento è il momento nel quale a Murano si crea uno statuto di cittadino di Murano, che è totalmente diverso di quello di cittadino di Venezia, perché maggiormente sono i vetrai che sono cittadino di Murano, però ancora c'è quest'idea che tutti appartengono alla comunità e che questa comunità rappresenta i diritti di tutti, il bene comune di tutti. E qua ovviamente ricorda anche la comunità dei Nicolotti a Venezia, dove abbiamo questo stesso senso di incontro tra un territorio e un gruppo. Quindi vediamo come il territorio può creare una comunità, è lì che è una comunità legale, ha dei diritti, ha degli statuti, eccetera. Il secondo livello, sempre considerando un territorio come modo di definire una comunità, sono le divisioni del territorio veneziano. E qua una domanda che faccio, perché non sono sicura che si può considerare come comunità. Come sappiamo ci sono i sestieri, che non credo che per la gente abbia molto senso nel 4-500, ci sono le contrade o parrocchie che lì in effetti hanno un senso, ma direi che ancora di più credo è la vicinanza. Cioè almeno se parto dalle mie fonti sempre giudiziarie in maggioranza, c'è una referenza continua alla vicinanza, cioè la vicinanza come luogo di vita, luogo di, appunto si parlava stamattina di matrimonio, di scambi, quindi questa vicinanza che può essere definita da una corte, 2 o 3 strade, un piccolo campo, ma forse corte anche lì è la parola che torna di più, cioè la gente identifica davvero uno spazio legato a una corte. Allora, la vicinanza è una comunità, sì o no? Questo è un vero problema, perché in effetti questa vicinanza, anche se la gente in continuazione fa riferenza a questo, in particolare come luogo di conoscenza, e laddove appunto dicevo come si sa se qualcuno è nato o no a Venezia, là nella vicinanza lo sanno, e molto spesso i giudici vanno lì a chiedere: questo qua lo conoscete e da quando? E la gente risponde: sì, lo conosco, è nato qua, lo so, o si dice che non è nato qua, o tutti sanno nella vicinanza che non è nato qua, eccetera, eccetera. Quindi la vicinanza non è una comunità legale, non è legalmente definita, non è un posto dove si produce documenti, la comunità non credo che si possa
non ha un'autocoscienza, non potrebbe un vicinato dire noi vicini o almeno io non l'ho mai trovato nei documenti, noi vicini di tale corte o tale parte della parrocchia di vogliamo. Però la gente comunque identifica la sua vicinanza e quello che sa dentro questo spazio di prossimità. Quindi la comunità qua potrebbe essere una comunità di pratica, ma non di diritti, in un certo senso. E forse qua ritrovo quest'idea di comunità emotiva che è stata menzionata ieri, anche oggi, nel senso che il fatto di conoscere la gente crea dei legami emotivi, dei legami anche di familiarità, che aiutano forse a sviluppare un certo senso di appartenenza. E chi dice appartenenza dice anche non appartenenza, perché ovviamente si sa che forse il miglior modo di definire la sua propria appartenenza a qualche comunità è anche di dire chi non appartiene a quella. Quindi la vicinanza sicuramente è anche un modo di definire chi è l'altro, diciamo, chi è la propria comunità, ma anche chi è non appartenente a questa comunità. Ovviamente in questa esplorazione delle comunità varie abbiamo tutti pensato sia agli arti che alle scuole, cioè lì vediamo benissimo come questi popolani veneziani appartengono, non tutti, la grande maggioranza appartengono a delle istituzioni che sono molto ben definite a Venezia, sempre più numerose alla fine del Medioevo, che hanno degli statuti, che hanno delle leggi, che producono documenti, quindi che sono comunità legale, sia legate al lavoro, sia legate alla pratica collettiva della propria fede. E lì ovviamente possiamo chiederci quanto queste comunità definiscono un diritto comune, quindi si sa che all'interno sia delle arti che delle scuole questi piccoli gruppi difendono degli interessi comuni, ma forse là considerando l'intero territorio di Venezia siamo a un altro livello, direi più di istituzione che di comunità, e lì non è solo un gioco sulle parole, ovviamente è anche un problema importante di chiedersi se un'istituzione locale può essere considerato come una comunità. Terzo punto che vorrei affrontare oggi è il problema della comunità politica. Sappiamo, Venezia è una comunità politica che è stata studiata moltissimo dal Medioevo stesso, cioè il discorso sulla comunità politica veneziana è l'oggetto di una tradizione storiografica dal Rinascimento, cioè, o dal fine Medioevo, e come ben si sa, cioè, si considera che in questa comunità politica il popolo è più l'oggetto di governo che una parte attiva della comunità politica, cioè è stato molto spesso considerato come questo oggetto o soggetto della sovranità patrizia. Allora, recentemente il modo di presentare la comunità politica ha un po' evoluto. Tutti i lavori recenti da una decina d'anni sulla la questione della sfera pubblica, dell'opinione del popolo, dell'informazione, ovviamente ha trasformato la nostra visione della comunità politica, e ovviamente qua faccio riferimento al lavoro di Filippo De Vivo su informazione e comunicazione, quindi ormai questi lavori hanno ben dimostrato quanto il popolo veneziano sapeva quello che succedeva, aveva un'opinione, parlava, aveva dei dibattiti anche politici, quindi abbiamo una visione molto più interattiva, e questa visione più interattiva ci permette di considerare il popolo come parte di questa comunità politica in un modo un po' più, non più solo soggetto, ma anche attore, diciamo. E lì vorrei proporre che secondo me possiamo continuare in questa via per reintegrare in un modo anche molto più dinamico il popolo veneziano come vero attore politico a Venezia.
perché politico non è potere, perché per certo i popolani erano esclusi dal potere, non avevano il potere, però non vuol dire che non avevano una possibilità di azione politica, proprio nel senso nobile della parola, cioè una capacità ad agire sul loro proprio destino, sul destino della comunità, appunto. E questa comunità, se è costituita 85-90% di popolani, quindi agire sul destino dei popolani e agire politicamente. E qua vorrei fare vari esempi. Se mi fermo sulla definizione stretta di politico e potere, che politico sarebbe uguale a potere, anche se poi vorrei allargare, ma solo se si considera questo, ci sono tanti attori popolari che avevano un ruolo politico. Io ho studiato il crieur public, il banditore della comunità di Murano, e se considero la vita politica quotidiana, il banditore, e a Murano c'era uno, ma a Venezia c'era una cinquantina, avevano un vero potere, cioè chi annunciava le leggi ai popolani, chi interagiva con i popolani ogni giorno, chi annunciava una nuova tassa, una legge, una sentenza, loro. Quindi se si considera proprio a livello antropologico il potere, a livello dell'interazione quotidiana, si può considerare che questi banditori, crieur public, avevano un ruolo, non erano solo chi applicavano il potere e le decisioni dei patrizi, però avevano anche un'azione vera e dalla loro azione dipendeva molto come la gente stessa poteva ricevere una legge. Quindi tutti questi, io parlo adesso di banditore, ma c'erano cioè, i guardi, le guardie per la città, eccetera. Penso che loro possiamo considerare che facevano anche parte della sfera del potere, che aiutavano a questa sfera del potere. Quindi loro, considerando la comunità politica anche di quelli che hanno il potere, cioè non dico che hanno potere, ma sono essenziali al potere. Poi se si mette da parte quest'idea di solo potere, diciamo, potere, cioè politico come equivalente di potere, e che consideriamo solo le pratiche politiche che i popolani potevano mettere in azione giorno dopo giorno, ci rendiamo conto che comunque anche loro erano capaci e lo facevano molto spesso. Se si considerano le arti e le confraternita, la storiografia ha ben mostrato come i popolani erano quotidianamente, cioè non forse quotidianamente, ma molto spesso dovevano votare, dovevano eleggere i gastaldi, dovevano prendere delle decisioni collegiali, quindi dire la loro opinione, mettersi d'accordo, votare, avevano vari modi di votare. Anche loro usavano tantissimo il sorteggio, per esempio, quindi non solo nella famosa elezione del doge o nel palazzo ducale si usava il sorteggio, anche i popolani stessi hanno ripreso queste pratiche politiche queste usanze che usavano tra di loro per prendere decisioni. Potrei sviluppare, non lo farò qua perché non ho tempo, ma era lo stesso a Murano. A Murano c'era una comunità politica molto ben organizzata con delle istituzioni che erano governate da popolani che prendevano in continuazione decisioni, votavano, si mettevano d'accordo, esprimevano l'opinione. Quindi di questi esempi quello che voglio dire, e concluderò su questo, è che se si considera la comunità politica di Venezia, credo che si può considerare che il popolo aveva molto più possibilità d'azione e che forse per loro era anche certe volte più importante sapere qual era lo statuto del mestiere che una legge decisa nel Palazzo Ducale. Quindi nella loro vita quotidiana certe di queste decisioni che potevano prendere loro erano anche molto più importanti per loro e avevano più senso. Quindi considerare Venezia come una comunità politica sarebbe interessante
E sarebbe interessante chiederci a questo punto se esisteva un'unica comunità politica o se forse anche come ipotesi di lavoro, non credo che la conclusione sarebbe questa, però come ipotesi di lavoro sarebbe interessante considerare il popolo di Venezia, anche se non si rivolta mai, come una comunità politica e vedere cosa possiamo capire o leggere da questa ipotesi di lavoro, diciamo, e poi ovviamente forse comunque ritornare a quest'idea che non si può capire la comunità politica senza lavorare con l'interazione tra patrizi e popolani. Però mi sembra che potrebbe essere un metodo di lavoro che poi anche che continua a dimostrare quanto quest'idea di comunità è utile e anche heuristique, cioè ci permette di pensare molto più facilmente questi gruppi che cerchiamo di capire. Grazie mille. Ringraziamo Claire Jutte-Larivière di questa ricchissima relazione che discuteremo assieme con il contributo di Gerardo Ortalli e passiamo direttamente a Tunisi, a Tunisi. Islamica. A Tunisi. Questo contributo mio è un po' la ricaduta di un vecchio fallimento, forse la parziale anticipazione di sviluppi futuri che non so se ci saranno, perché molto risale a un lavoro avviato parecchi anni fa in vista dell'edizione ovviamente commentata dei patti con Tunisi. L'iniziativa si era poi fermata per colpa mia, c'erano troppe cose da fare, era stato pubblicato nel 2006 soltanto il testo, l'edizione critica dei testi da Francesca Girardi. Quello che senza interferire assolutamente in quel vecchio lavoro, quello che tento oggi, che forse quel vecchio lavoro non so se uscirà mai, ma è riprendere le considerazioni che mi capitava di fare in merito ad una comunità come quella di Tunisi, a volte secondaria, a volte rilevante nell'ambito del Commonwealth veneziano. Sono annotazioni sulla sua struttura, sul rapporto che intercorse fra Venezia e la sua colonia nell'area magrebina, corrispondente al regno Hafsida, che dal XIII secolo occupava il territorio compreso tra Bugia e Tripoli, cioè l'Ifriqiya, e siamo ai margini degli interessi principali veneziani che sono orientati più verso il quadrante marittimo opposto, verso oriente. In questa prospettiva conviene muovere dal primo atto, dal primo trattato che ci spiega il rapporto tra Venezia e Tunisi, 1231. I rapporti fra i signori dell'area e gli stati cristiani non erano affatto una novità, Venezia non arriva per prima. Ricordo il trattato con Pisa, almeno quello tra Tunisi e Pisa, che risaleva al 1157 addirittura. Il 1231 di quel primo patto con Venezia vede in Tunisi anche un ambasciatore di Federico II. Del 1236 è un patto molto importante tunisino-genovese, cioè i veneziani lì arrivano un po' in ritardo rispetto al resto. E questo del 1231 è il primo di una serie di trattati che è segnata dai patti del 1251, 71, 1305, 17, 92, 1427, 38 fino al 1456. Però quello che mi interessa più di tutti gli altri naturalmente è il primo. È il primo perché è una sorta di prototipo che definisce la struttura portante poi nei tempi anche a seguire per quella presenza e proprio nella sua precocità ci mostra che cosa fosse ritenuto allora indispensabile al momento di riconoscere ufficialmente la presenza di una organica comunità garantita nel nome di Dio e del profeta Maometto. Che fosse il primo passaggio di una vicenda poi destinata a durare lo dimostrano i riferimenti all'esistenza del fondaco, che è sempre l'elemento primario di una presenza, che è ricordato 2 volte ma ancora al singolare, a testimonianza di come in tutto il regno non ci fossero altre comunità veneziane riconoscibili come tali.
Se fosse stato altrimenti se ne sarebbe trattato, come si fece in quegli anni nel patto con Genova, dove si dice esplicitamente, una presenza più diffusa e più certa, si dice che il sovrano riconosce i genovesi in tutte le città in cui avessero attività commerciali e lì debbano disporre di uno specifico fondaco. Quindi siamo di fronte a una situazione, quella genovese, molto più espansa, molto più consolidata. La presenza veneziana nel 1231 dunque è ancora localizzata nei termini definiti una prima volta. Riferimento al fondaco, ad eorum nomen, è per la comunità l'atto ufficiale di nascita, è il pegno di una autonomia, dal momento che nessuno può stabilirsi al suo interno, come era normalmente, se non col beneplacito dei veneziani, ed è anche il riconoscimento dei margini di autogestione e di extraterritorialità della comunità. Infatti si accompagna al riferimento istituzionale ai consoli e alla loro funzione giurisdizionale, quindi è una comunità che nasce in quel momento ma evidentemente già presente prende corpo e da subito il console, come dovunque, è il punto di riferimento forte. Questo, dopo il primo avvio, la situazione si viene sviluppando rapidamente, cioè quella comunità cresce abbastanza in fretta, e ce lo dice l'accordo del 1251, quando non parla più solo di un fondaco, ma al plurale di fundiga, dovunque fossero nel regno. Precisa pure che il console deve essere nominato da Venezia, e che ci dice che in quel momento la comunità si eleggeva in qualche modo il console, evidentemente riconosciuto però da Venezia, e probabilmente sarà ancora più tardi che si stabilirà che il console debba essere eletto dal Maggior Consiglio. Quindi c'è una prima fase di esistenza della comunità in cui non si dice che il console deve essere nominato da Venezia. Lo sviluppo di questa colonia in fieri procedeva sulla base del patto iniziale, e a noi interessa ovviamente non tanto per le disposizioni sulle singole persone o sulle pratiche del commercio, che pure sono fondamentali, ma interessa per quelle norme che organizzavano la vita comunitaria. Così da subito si precisò quello che era essenziale per la colonia, vale a dire un forno per la cottura del pane, un bagno che non era necessariamente nel fondaco, che era a pagamento, quindi era esterno, uno scrivano cristiano presso l'ufficio della dogana, un interprete, il turcimanno, il quale era il funzionario dell'amministrazione locale che doveva essere presente in tutte le trattative che non fossero state trattative di carattere pubblico, ma le trattative di carattere pubblico erano di pertinenza della dogana. Invece, nelle trattative di carattere privato, il turcimanno, che era il traduttore, aveva la funzione di pubblico ufficiale. A provare il consolidarsi graduale ma anche abbastanza rapido di questa struttura è la concessione del 1251, per cui si dice che la chiesa del fondaco poteva essere ingrandita nei termini che i veneziani avessero voluto. Questo è un segno evidente di alcune cose. La prima, come si fosse organizzata da subito la società con la comunità, con un edificio di culto, cioè con un riferimento spirituale in cui riconoscersi. E come quello fosse un forte elemento identitario e culturale, il fatto chiesa, il fatto religione, che è sorto a prescindere dalle clausole pattizie. Nel giro di un ventennio quella chiesa poteva essere, se i veneziani volevano, modificata e accresciuta. Quanto al raggio commerciale si precisa che gli obblighi nei confronti della dogana sarebbero stati gli stessi da Bugia a Tripoli, gli stessi che erano a Tunisi, il che significa che c'era stata un'espansione di presenze, di attività e di attività commerciale. Un ulteriore
segno di sviluppo era l'autorizzazione di esportare a Venezia navi di grano quando ci fosse epidemia, quando ci fosse carestia in Venezia, e potevano essere 12 e non più 18 come in presenza nei precedenti patti. Anche questo è il segno di una crescita. Però questa clausola ci interessa non solo come segno dell'incremento dei legami, ma anche perché conduce ai rapporti formali tra le istituzioni. Infatti la concessione doveva essere comprovata, non bastava dire c'è la carestia, e la condizione di favore scattava soltanto quando ci fosse una certificazione che dal 1305 si ordina essere garantita da una lettera ducale presentata dal console, cioè due poli istituzionali che ormai si sono abbastanza definiti. La modalità di certificazione attesta ormai il vincolo istituzionale che legava la colonia alla città madre, però nel quadro peculiare della statualità veneziana, segnata non solo da egemonie forti o da subordinazioni concrete, ma pure in profondità anche da rapporti assai meno formali, con colonie in terre lontane, con legami commerciali, con comunità organizzate in collegamento alla madrepatria che però mantenevano rapporti speciali al di là di una subordinazione diretta. In sostanza, in tanti luoghi, piuttosto che con prerogative di carattere propriamente statale, il ruolo veneziano si espresse tramite robusti rapporti di carattere anche istituzionale, che però funzionavano a prescindere dalle incombenti partecipazioni a uno strutturato organismo pubblico, quello della capitale. Di questo tipo di legame, che caratterizzò a lungo la statualità veneziana, il ruolo consolare in Tunisi mi pare un esempio molto positivo, perfetto. La presenza veneziana in Ifriqiya prima del 1231 era già tale da consentire una sua formalizzazione sotto l'ombrello dello Stato marciano, nel nome dell'interesse reciproco. Insediamento preesistente così si riconfigurava con quel passaggio attraverso connotazioni di carattere pubblicistico che trovavano proprio nel ruolo del console l'espressione più chiara, e lo stabilizzarsi del suo ufficio procedeva in parallelo col rafforzarsi della comunità. I compiti del console erano quelli soliti per tale incarico: tutelare le persone e gli averi veneziani nell'area, adempiere alle funzioni diplomatiche in collegamento con gli organi della capitale, svolgere, il terzo punto fondamentale, le funzioni giudiziarie nei contrasti che riguardavano i membri della comunità. E sono le mansioni correnti in quel tipo di mandato. Le nomine erano naturalmente pertinenza di rialto, che per l'incarico disponeva anche lo stipendio, che a lungo era garantito però in modo, autonomo, locale, attraverso le rendite della taverna del Fondaco, e la taverna del Fondaco era un'altra struttura che non era prevista dai patti e che però nasce e si consolida molto rapidamente. La cornice entro cui la comunità si colloca nei rapporti con le realtà locali e la lontana capitale è ormai definita a questo punto. E dopo le modifiche di inizio 300, gli accordi veneto-tunisini restano sostanzialmente immutati per un secolo e mezzo. I rapporti tra la capitale e la colonia, la vita della colonia, sono sostanzialmente gli stessi. Formalmente questo dura fino al 1456, cioè un periodo molto lungo, a parte una piccola integrazione che non ci interessa più di tanto. Così, dopo i tempi del primo avvio, è uno sviluppo che in apparenza era abbastanza piano, potremmo pensare a una vita e a situazioni specialmente tranquille, ma non è affatto così. Come sempre, in effetti, gli accordi vanno misurati sulle realtà effettive e c'erano problemi continui anche nel funzionamento del Fondaco, e talvolta erano
decisamente gravi. Nel 1318 la taverna è chiusa per gravi disordini che erano successi, probabilmente era un rimbalzo di questioni esterne al fondaco stesso, ma che aveva quelle ricadute. Però a parte eventi così clamorosi, era la vita corrente della comunità che scontava momenti difficili e tali da richiedere l'intervento diretto dello Stato marciano, per questioni che risultavano particolarmente gravi. Ricordo le lamentele che nel 1293 l'ambasciatore Marino da Molin, per conto del doge, presenta al re di Tunisi. Vi do questa sorta di campionario. La prima riguardava la gabella del vino, era stata concessa per un anno per ben 34.000 bisanti, sono cifre molto alte, dal sovrano, un nobiluomo caroso. Era stata poi trasferita legittimamente a un pisano che avrebbe dato più quattrini. Allora bisognava che i diritti di Caroso fossero garantiti e questo era il compito dell'ambasciatore. Questo è anche interessante perché l'ambasciatore che va deve portare quella che è la decisione presa faticosamente con diverse commissioni da Venezia. Però si dice che se il danneggiato si fosse messo d'accordo altrimenti va bene, aveva ragione il privato, non importava quello che era il mandato all'ambasciatore. Ancora, la questione della dogana del vino non era la sola affidata al Molin, c'era una casistica abbastanza lunga, il che dice che queste ambascerie andavano solo ogni tanto. Per esempio, un certo Bondemino aveva patito le ruberie dei pisani che gli avevano dato alle fiamme la nave, avevano rubato le merci, avevano certificato le autorità locali un danno per oltre 7.000 bisanti, erano state reintegrate dal sovrano come era per norma soltanto in piccola parte, quindi l'ambasciatore doveva rimediare anche a questo. Naturalmente se Bondemino si metteva d'accordo altrimenti, de beatis esse contentus. Era la questione del nobiluomo Contarini, un fidelis noster, dice Dogale come tutti gli altri, una nave di frumento in Tunisi era stato saldato solo in parte, quindi rivendicava ancora una certa cifra. Ancora un'altra nave armata da 2 altri fideles veneziani era stata assalita in porto a Tunisi da 2 galee, un galeone forse liguri. Nel saccheggio erano morti gli armatori, il pilota, il nocchiero, 2 marinai erano stati fatti schiavi, c'erano stati feriti, c'era un danno di 7.695 bisanti, 1.000 lire di grossi, anche questo da risolvere il caso di un Soranzo e di quelli di Capesaro che avevano subito danni per una cifra notevole. C'era il ragusino Marino Magnocco, che era lui pure fidelis noster, la sua nave in Tunisi, carica di vino e altre merci, era stata catturata e condotta in Sicilia. L'emiro non si era dato da fare come doveva per rimediare al danno. C'era il caso anche del nobiluomo Zullian, questo è abbastanza interessante perché aveva servito per 44 mesi con armi e cavalli nella milizia cristiana del sovrano magrebino, a 3 bisanti al giorno, quindi vantava 3 bisanti a dì per tutto il periodo che aveva servito, quindi era una cifra notevole e doveva essere rimborsato, e questo era un altro dei compiti dell'ambasciatore. Insomma, non ve la completo tutta, c'è un altro paio di cose, ma quello che interessa è la precisione, direi, da civiltà mercantesca, la logica della trattativa concreta, il conto, precisione finanziaria, il conto fatto con molta chiarezza, la logica della trattativa su tutto, che era una logica aperta ma anche dura, molto dura, in cui l'identificazione degli interessi del potere centrale veniva a coprire gli interessi degli operatori indicati come fidelis. L'ambasciere del Damolin indica una cosa abbastanza significativa.
paio di casi almeno, la prevalenza dell'opinione del singolo portatore del proprio privato interesse rispetto alla disposizione del potere superiore. E è una riprova anche questa dei margini di autogestione della comunità e dei suoi componenti. Sulla inevitabile elasticità del rapporto fra centro e periferia d'oltremare ricorderei un altro caso significativo che ci conduce al 1333. Questo dà anche l'idea di quanto fossero lunghi i tempi con questi problemi. È una questione che risale al 1325, cioè ci sono 8 anni di distanza. È trascinata fino al 1332. Le galere marciane avevano allora catturato indebitamente una nave tunisina, era la linea di Fiandra, aveva fatto questo atto che non doveva essere tollerato. La questione era arrivata fino al 1332. L'emiro aveva messo sotto sequestro una somma di denaro molto consistente che apparteneva a un mercante veneziano. Apparteneva a un certo Zanino Benedetto, aveva fermato in prigione i suoi 2 fattori. Il caso è mandato all'esame di una commissione che prima suggerisce che non sia il governo a muoversi, questione loro deve essere il danneggiato che attraverso i suoi emissari tratta, poi non si ottiene niente naturalmente, bastano 3 settimane, un'altra commissione affronta il caso, dice bisogna intervenire direttamente. Poi arriva il parere di questa commissione. Conviene negoziare un accordo direttamente, cioè Venezia deve entrare in campo, però un ambasciatore che fosse mandato rischierebbe anche lui per questa situazione di essere messo in prigione. E allora ci si rivolge a un mediatore che è la Banca Toscana degli Acciaioli. La Banca degli Acciaioli è presente a Rialto, ha forti entrature in corte a Tunisi, quindi deve operare nei limiti finanziari che il governo veneziano ha previsto, ma senza che appaia in alcun modo l'intervento pubblico. Cioè si direbbe discondon, si direbbe a Venezia. Questo pur con la garanzia data agli acciaioli che il governo anticiperà eventuali somme necessarie. Finalmente nel 1333 la questione è risolta, possono riprendere i traffici con il Maghreb, ma per chiudere il caso erano occorsi circa 8 anni, senza che tuttavia la presenza veneziana in Tunisi fosse mai cessata. Si torna alla normalità con un'appendice molto veneziana perché lo Stato vuole il recupero di tutto quanto finanziariamente le è costato l'operazione a favore dell'interesse dei singoli. Da questa vicenda lunga, con il suo gioco delle parti, si può cavare anche qualche ulteriore nota sul rapporto tra la Repubblica e la sua colonia. Emerge in primo luogo la considerevole autonomia della realtà locale, a connotazione mercantile e finanziaria, che con la sua pur fluttuante presenza dava corpo alla comunità, inserita nel quadro normativo molto libero, ma insieme immediatamente connesso ai poteri governativi nei momenti di difficoltà. Con indiscutibile e con forte subordinazione, quanto grave può essere la minaccia di interruzione dei traffici, vuole dire il blocco degli affari formali con la Tunisia, se non fossero andate in porto le richieste dello Stato. Misura con un gioco delle parti in cui si coglie persino un qualche sapore di recita, per cui la diatriba del 1325-33 si scioglie non in rapporti formali di carattere pubblico, Venezia-Tunisi o con comunità veneziana Tunisi, ma grazie a un terzo attore, gli acciaioli, impegnato per una transazione assolutamente privata che però è gestita occultamente dal pubblico potere a favore dei privati. Quel difficile contrasto non è solo a prospettare la rottura dei rapporti tra Venezia e Tunisi, in effetti i tempi si sarebbero fatti più foschi negli anni a seguire. Dal 1346 si apre una stagione di tensioni fortissime, di instabilità del regno, crisi dinastiche, conflitti interni. Tripoli diventa una sorta di principato indipendente in quell'area. La marineria berbera nella crisi era totalmente fuori controllo, cioè era una minaccia incombente.
dal 1317 al 1392 cessano i rapporti formali. I rapporti diplomatici tacciono, non c'è più nessun accordo e tuttavia Tunisi accoglie ancora navi veneziane, la comunità che nonostante tutto resta presente, in qualche caso si dà un console localmente eletto che è di fatto riconosciuto da Venezia, anche se Venezia ha rotto i rapporti. Sul piano istituzionale gli equilibri magrebini imponevano poi degli altri passaggi che presupponevano anche questi delle strutture preesistenti, strutture comunitarie dalle quali partire. E allora in questa fase di rottura diplomatica, ecco, silenzio degli accordi con Tunisi, ci si mette d'accordo con Tripoli che si trattava da principato indipendente rispetto al regno. E immediatamente appena partono questi legami attraverso un formale trattato, si ha la previsione del fondaco, del riconoscimento del fondaco veneziano con un console nominato a Venezia, con la possibilità di avere un viceconsole. E le condizioni anche a Tripoli non furono le più tranquille, ci sono elementi emotivi molto forti in una fase di pesante pirateria con cattura di prigionieri che in realtà sono schiavi. Comunque anche prima di questo patto del 1356 si erano presentati casi difficili che anche in quel periodo, in quel contesto chiedevano l'intervento della Repubblica, ma questo ve lo risparmio. Momenti difficili c'erano con la possibilità di cambiamenti rapidi nel 1391-92, cioè verso fine secolo, dopo quel lungo periodo di pausa, si torna agli accordi con Tunisi, la situazione è più tranquilla e si riprendono esattamente gli accordi di 75 anni prima. La situazione restava però instabile. Cambiava qualcosa soltanto, qualcosa di importante, soltanto quando furono istituite le linee di Stato con le mude di Berberia 1436 e del traffico nel 62, che sono imprese secondarie rispetto a quelle verso Oriente, erano abbastanza modeste. I problemi restava il problema endemico, quello ormai di lunga data degli schiavi, i prigionieri. E prima di qualche conclusione finale a cui mi avvio, ricordo un ultimo documento decisamente fuori dall'ordinario, proprio legato al problema degli schiavi. La lettera del 1392 che l'ambasciatore Vallaresso, incaricato di liberare i Veneti, fa a Tunisi e scrive al Doge una lettera che è un documento con pochissimi riscontri. Lui precisa tutti i passaggi di questa lunga missione. Spiega le difficoltà, la fatica nel trovare il primo incontro col sovrano, nella liberazione dei prigionieri si parlerà anche di denari, ma il sovrano farà una cosa molto elegante, cioè li libererà a sue spese, salvo che quel suo dono sarà compensato dai doni concreti finanziariamente che Venezia farà in cambio. Comunque tutta la relazione molto lunga è scandita dalle date della trattativa, il 6, 14, 16, 18, 21 giugno fino al 4 luglio, 5 luglio, e il 5 luglio finalmente Vallaresso scrive questa lettera dicendo che la galea che torna indietro riporta 38 persone liberate, prigionieri, dandone anche la situazione, dice: stati in feci eis appena li ho avuti, li ho resi liberi dalle catene, cioè era schiavitù vera e propria, insomma, se girava. Però il messaggio dell'ambasciatore nomina quelli che hanno avuto una parte nella trattativa. Allora c'è il capo della marina, il fratello del re, il segretario, il medico di corte, gli inviati che consegnano i prigionieri, i baroni saraceni che controllano i testi degli accordi, il turcimanno. Però a noi interessa soprattutto che l'incontro che l'ambasciatore ha con Giovanni Mauro è cum aliquibus mercatoribus, quei mercanti che al momento dello sbarco aveva subito voluto incontrare, nonostante veneziani formalmente non ci fossero,
per averne consigli e sono evidentemente il segno di una presenza veneziana concreta nonostante il momento di tensioni, una comunità di fatto, ma poi questi personaggi spariscono totalmente. Durante tutto il mese delle trattative non emerge alcun loro ruolo, cioè è una presenza di una comunità, che è una comunità per certi versi potremmo dire fantasma dal punto di vista pubblico, ma fondamentale per l'operare dell'ambasciatore. Allora, tirando qualche somma, torniamo a quello che ci interessa, ossia la comunità e i suoi caratteri. In partenza c'è un gruppo di operatori veneziani che risiede in modo più o meno stabile, in sostanziale autonomia in terra berbera. Sono la base del consolidamento formale della presenza veneziana, garantito dall'intervento diretto di Venezia presso il governo tunisino. Quel passaggio è sancito da specifiche situazioni tra stati, Venezia e Tunisi, segnate anzitutto dall'invio di un console nominato dal governo veneziano, che dirige la vita della comunità e rappresenta lo Stato a tutti gli effetti. Al suo fianco, anche se pochissimo documentato, è percepibile un organismo locale, il Consiglio dei 12 Mercanti. E è evidente la relativa marginalità economica della colonia veneziana in Maghreb rispetto a quelle del Levante, ma gli affari garantiscono comunque una continuità di presenze che non si ferma mai e la colonia si consolida di tempo in tempo, salvando una più o meno complessa esistenza anche nei lunghi decenni di rotture diplomatiche. Continua una sua vita propria. Resta la questione di fondo, come la colonia tunisina, con i suoi connotati, si inserisca nel quadro della statualità veneziana. In altri termini, come si possono riassumere i rapporti fra la Repubblica e questa comunità, importante ma marginale rispetto ad altre cellule del sistema coloniale veneziano. Io sintetizzerei il giudizio pensando a una solida fluidità. Al grande Commonwealth marciano la presenza in Berberia ovviamente interessa, ma nella scala delle attenzioni non è ai vertici. Ad ogni modo la comunità va seguita e protetta, ma con un'attenzione che senza veri disastri può attraversare persino decenni di assenza di formali rapporti anche diplomatici, con un legame che tuttavia non si interrompe mai. I margini di una gestione localmente autonoma sono dunque ampi, ma quello che si coglie in ogni caso è il senso di un legame forte. Venezia è una potente copertura, può intervenire in modo davvero diretto e pesante, ma soltanto periodicamente per problemi consistenti. Al tempo stesso la sua colonia sa di poter contare su un robusto supporto nei casi più gravi, restando in grado comunque di reggere nel tempo anche da sola. Ancora una volta, la statualità veneziana mi pare costruita nella logica dell'empiria, pronta persino ad azioni molto gravi fino all'embargo, ma quando sia davvero necessario ne valga la pena. In fondo, mi sentirei di ripetere che l'eccezionalità e la fortuna della statualità veneziana è legata ad una attenta misurazione delle cose dei relativi interventi, calibrata con la logica del grande mercante che sa bene usare le bilance e valutare il rapporto costi-profitti, senza pedaggi troppo gravosi o a ideologie o a grandi concezioni politologiche o a troppe, spesso non paganti o meglio irrealistiche, questioni di principio. Oltremare si percepisce l'indispensabile ruolo della grande protettrice, senz'altro chiuta, pronta alle durezze, sufficientemente lontana ma pure quanto basta vicina per non creare troppi problemi a nessuna delle parti. In sostanza, quello di Berberia è un organismo fluido, marginale nelle proiezioni su larga scala, assolutamente utile per presidiare un'area comunque delicata e importante nella prospettiva, non direi dell'impero, direi proprio del Commonwealth lagunare. Ho finito. Grazie Gerardo. Ottali, credo che questa metafora, questo termine di solida fluidità potrebbe essere una metafora molto bella e anche al di là della bellezza dell'espressione, forse anche un punto di partenza per riflessioni adesso anche nella discussione. Vorrei riprendere per strutturare anche un po' il nostro dibattito alcuni elementi chiave che sono stati evocati nelle due relazioni. Prima
la discussione terminologica. Mi pare molto importante anche discutere il fatto che potrebbe sembrare banale se un termine chiave della nostra discussione, come per esempio popolare, popolano, viene davvero utilizzato anche nelle fonti e come viene riflesso nelle fonti. Questo dovrebbe essere sempre anche un punto di partenza per la nostra riflessione. Secondo, abbiamo in ambedue le relazioni visto l'importanza anche degli elementi, delle dimensioni che creano, che strutturano comunità, come per esempio la necessità che emerge dalla presenza di un gruppo di mercanti oltremare in un ambiente culturale differente e che si adottano, devono adattarsi a queste strutture e anche l'interazione abbastanza complessa tra questa comunità socioprofessionale da un lato e anche la metropoli. Abbiamo potuto anche constatare che le categorie che noi utilizziamo anche per categorizzare un po' le nostre comunità differenti in questo dibattito sono soltanto categorie di lavoro e che molte osservazioni fatte in queste due relazioni oltrepassano la categoria di comunità socioprofessionale, che può servire soltanto di punto di partenza. E poi un altro elemento evocato sono persone, attori che strutturano, che mettono in rilievo anche l'esistenza di comunità e che hanno una influenza molto importante anche nella dimensione discorsiva, anche di potere, i banditori, i consoli, altri rappresentanti. E probabilmente un terzo elemento che è stato introdotto nella discussione adesso da Gerardo Ortali è anche la materializzazione di comunità. In edifici, per esempio, questo bagno, ma anche la chiesa, allora la visibilità di comunità che è una dimensione che non possiamo soltanto osservare sul livello discorsivo o giuridico, ma che ha anche conture che si vedono, che sono anche materia. Anche credo che questo elemento giocherà domani nella quarta sessione un ruolo molto importante, ma anche diciamo anche in un approccio che non appartiene alla storia dell'arte, bisogna essere sottolineato. Con queste osservazioni vorrei adesso aprire il dibattito, la discussione per domande e osservazioni. Sì, il microfono. Volevo chiedere, a proposito di comunità veneziane, le chiese non cristiane presenti in Venezia, se costituivano delle comunità o no? E come si potevano specificare queste, come erano regolate nell'ambito della Serenissima? Io sappia ce n'erano 7. 2 cristiane, quella dei greci e quella dei latini, 3 protestanti, che c'erano i luterani che avevano il loro luogo di culto nel fondo con i tedeschi, quella valdese che aveva il suo culto in quello che una volta noi vecchi ricordiamo come Cinema Santa Margherita, e quella anglicana. E poi 2 non cristiane, che era quella ebraica e quella islamica che aveva il suo luogo di culto dentro a fondo con i turchi. Poi a proposito sempre di comunità, un papa, parlando del popolo veneziano, diceva hanno un unico Dio ed è la Serenissima Repubblica. E appunto stavo per dire, cioè, le risposte verranno date domani da Philipp Bronstein e Andrea Zanini, mi sa, perché
parleranno tutti e due degli stranieri a Venezia, e appunto Andrea Zanini parlerà delle comunità formate, perché che poi tra l'altro rinviano anche a un arco cronologico che va oltre quello che ho trattato io, perché dopo il 500, diciamo. Io non ho la competenza di rispondere sulle non cristiane e lascerò domani la discussione forse su questo. Sì, no, ma domani sicuramente questo, ma c'è anche un'altra considerazione, mi pare molto banale. Se c'è una chiesa è perché c'è anche una comunità, se la comunità finisce, finisce anche la chiesa. Volevo sapere i rapporti che c'erano appunto. Li rimandiamo a Ah, domani, li rimandiamo a chissà domani. queste cose. Cioè si potrebbe dire qualcosa, soprattutto recentemente la presenza ebraica è tornata molto in attenzione nelle nostre ricerche, come era già stato in quel vecchio convegno sugli ebrei fatto in Fondazione Cini quasi una vita fa, ma credo che sia un tema che domani viene affrontato più direttamente, o mi sbaglio? Prego. Salvatore Liccardo, Accademia delle Scienze Austriache. La domanda un po' rimbaltando la domanda delle chiese, per esempio il caso della chiesa dei veneziani nella comunità veneziana a Tunisi. È possibile approfondire di più il rapporto del clero veneziano in queste comunità con il clero veneziano a Venezia? Dunque, è l'unica cosa che devo dire, per quello che riguarda Tunisi, la documentazione è molto modesta perché era una piccola comunità rispetto a quelle grandi. Difatti, quando dovevano mandare da Palazzo Ducale qualcheduno come console, gli appartenenti all'aristocrazia veneziana non volevano andare perché non conveniva, andavano soltanto quando c'era qualche parente che operava lì, e allora tra consolato e attività commerciale la cosa conveniva, questo sì. Ma per tornare alla sua domanda, lei insisteva in particolare su che punto? Insomma, durante la Sulla Chiesa. presentazione, ma sì, ecco, infatti. Sulla Chiesa. Il rapporto Tenga beh, conto che c'è un dato sicuro, almeno per quello che conosco io, che però non sono uno studioso di colonie. Si cercava che ci fosse sempre un ecclesiastico, che ci fosse sempre un prete, cioè la presenza del prete, questo anche in un'area marginale come era Tunisi, era importante perché dava una dignità e un carattere, diciamo, più istituzionale alla comunità. Questa è l'unica cosa che mi sentirei di dire con certezza. Altre cose non so, forse altri hanno più notizie. Comunque proprio il fatto di avere il prete è un fatto di dignità e di riconoscimento, di dignità e di riconoscimento. Le domande? Claire ha evocato la comunità di Murano. Tutti gli abitanti hanno creato insieme una comunità. Come si definisce la nozione di cittadini a Murano, e la nozione di popolo appare o no nelle fonti? Allora, sulla prima domanda, cioè su come si forma cittadino, è molto interessante. E sembra che la parola cittadino di Murano comincia a apparire negli anni 1480. Quindi è molto interessante vedere come i vetrai, che in quell'epoca cominciano a diventare più ricco e anche più famoso, sia a Venezia che fuori Venezia, cominciano a sviluppare quest'idea di buoni uomini, poi buoni cittadini, quindi prima c'è l'espressione sempre più densamente nelle fonti, poi nel 1502 lo Statuto di Murano viene rifatto totalmente dalla versione del 200, una nuova versione dove lì la parola cittadino comincia a apparire più chiaramente ma senza definizione. E poi metà 500 ci sono due leggi chiare che definiscono quello che è un cittadino di Murano, con delle leggi, quindi essere figlio di nativo di Murano,
ci sono avere una proprietà a Murano è definito, e poi inizio 600 viene prodotto un libro d'oro. È un processo di 2 o 3 anni nel quale i cittadini si possono iscrivere, e nel 1602 o 4 definitivamente c'è il libro d'oro dove c'è la lista di 700 cittadini. Ma la cosa interessante è che si chiamano cittadini di Murano, però ovviamente si vede che è totalmente diverso dai cittadini di Venezia, dove a Venezia non potevano lavorare con le mani, invece lì sono maggiormente dei vetrai. Per quanto riguarda la seconda domanda, è molto interessante, e non credo che mai menzionano il popolano, cioè chi non è cittadino che cos'è, quindi credo che come a Venezia la categoria che si ritrova di più è quella di abitante. Sì, abitante mi sembra che sia la parola più comune, diciamo, per definire gli altri. E residente anche, penso, ma più abitante. Claire ogni tanto ha fatto balenare il termine rivolta associato a popolo. Perché? Perché, come sai, e questo sarebbe interessante tra l'altro comparare le storiografie, ma in Francia, diciamo, quando si parla di Venezia, quando i miei colleghi non specialisti di storia di Venezia parlano a lezione di Venezia, parlano sempre di Venezia, perché a Venezia non ci sono rivolte popolari. Quindi, ovviamente questo non è solo francese. Quindi io penso che nella storiografia del popolo veneziano il fatto che, come sappiamo, non c'è mai stata una rivolta popolare ha creato un modo di vedere il popolo di Venezia, e che tutti gli studi, cioè la storiografia sull'azione politica del popolo in Medioevo o nell'epoca moderna passa molto spesso dalla violenza, cioè da uno studio della violenza. È raro che, cioè, o è più recente, diciamo, gli studi sul popolo in politica che non sia attraverso la rivolta o violenza o resistenza. Quindi per quello che menziono rivolta, perché secondo me, appunto, cioè non solo secondo me, cioè, la storiografia veneziana è stata molto influenzata da questa non violenza del popolo, e quindi il modo nel quale abbiamo studiato il popolo è anche legato a questa particolarità veneziana che non ci sono rivolte urbane. Quindi per me tutto è legato, cioè, e ovviamente ci costringe a chiederci come si manifestava la violenza politica del popolo veneziano, che sicuramente si manifestava, ma non attraverso forse violenze come l'abbiamo potuto vedere in altri posti. Cioè, così io lo vedo, diciamo. Posso intervenire, ma di fatto direi che Venezia chiude la partita con Marin Faliero e Baiamonte Tiepolo, dopodiché tutta la cultura veneziana metabolizza la fine delle tensioni, e la linearità è quella di una interpretazione di una società tranquilla. E in effetti grandi rivolte, ma anche grandi momenti di tensione non ci sono. Le cose più agitate era la morte del doge, quando c'era lo spoglio del palazzo ducale magari, ma questo era una valvola di scarico, non lo so. Ho l'impressione che qui ci sia quel mito che Venezia ha creato, ma l'ha creato sulla base di dati effettivi, che è quello del buon governo, del governo misto, che sa tenere a bada le tensioni, che sa rappresentare la grande comunità, dando spazio alle singole comunità. Cioè, in fondo, pensandoci, l'unica vicenda, forse la più evidente,
tra le vicende di fine di governi, che finisce non per una pressione esterna, anche se in laguna, ai bordi della laguna c'era Napoleone, ma attraverso un autoscioglimento. Questi decidono a un certo momento di andarsene a casa e lei sa poi che ci sono anche i nostalgici che dicono che siccome non c'era il numero legale, in realtà la Repubblica Veneta non è mai finita e quindi la Repubblica Italiana è usurpatrice. Ma insomma è un po' il problema del peso delle origini dei miti, della mitografia. I miti durano nel tempo soltanto se hanno una base solida. In fondo quello è un mito che vive dopo, basta pensare se prendiamo non so, la letteratura italiana, Manzoni, quando Renzo passa dalla Lombardia a Bergamo, terra di San Marco, viva San Marco e la libertà, questo è un mito, però è forte in pieno Ottocento. Insomma, questa è la mia impressione. E ho l'impressione, tornando a quello che lei diceva, mi veniva in mente un ambito, Guidarelli qua, quindi conosce queste cose per certi versi meglio di me, ma un ambito che è proprio una di queste casse di compensazione che servono, che sono, lei le ha nominate, le scuole dove la funzione, possiamo dire del popolo, non lo so, lei lo sa meglio di me, ma la funzione, la presenza del popolo è più importante della presenza dell'aristocrazia. La presenza del popolo è più importante, nonostante siano situazioni, strutture religiose, è più importante della presenza del clero. I preti non possono entrare nelle scuole. Quando vanno a dire messa sono pagati, quando vanno alle cerimonie funebri sono pagati dalla scuola che li mantiene, cioè sono riusciti a inventare, secondo me, io ripeto sempre, non perché fossero più bravi e più buoni, erano forse peggio degli altri, non lo so, i veneziani, ma avevano una matrice che era una matrice, abbiate pazienza, me lo ripeto sempre, di carattere mercantile. Era una società di mercanti e i mercanti sanno alcune cose, che i principi contano fino a un certo punto, che le grandi scelte valgono fino a un certo punto, che la trattativa è un elemento essenziale della vita. Al tempo stesso un'altra cosa che secondo me si nota bene nella storia della civiltà veneziana è la formula del grande mercante, pacta servantur. Un mercante che imbroglia potrà fare un affare ma poi fallisce. Quindi il rispetto dei patti da parte di Venezia. Io ho l'impressione che queste cose siano cose che non siano totalmente astratte, ma che incidano. Non so se è d'accordo o molto in disaccordo. Sì, sono d'accordo. Penso comunque che possiamo, è quello che stiamo facendo, cioè stiamo facendo un progetto con Marche van Gelder di Amsterdam, cercando con altri esperti sono qua di mettere in luce i momenti, se non di rivolta, almeno di tensione politiche, perché secondo noi ci sono stati ovviamente quelli di cambiamento di potere, ma anche altri momenti di sciopero, per esempio, o di proteste, ma che in un certo senso anche sono stati forse un po' nascosti, tra virgolette, nelle fonti. C'è anche tutto un discorso stesso del patriziato su questi eventi che fa sì che questi eventi sono meno. Quindi comunque penso che sia un argomento molto interessante da sviluppare perché dà anche una visione di quello che è il popolo come attore politico, come dicevo. Dipende anche dal carattere delle fonti. Io propongo anche di leggere, per esempio, per il 400 i dispacci dei residenti milanesi sforzeschi. A Milano potrei anche fornire un bel esempio per l'esplosione di una tensione anche di carattere politico. Dopo una sconfitta clamorosa della flotta, anche dello Stato veneziano, la perdita di Negroponte. E quando arrivò la novità di questa sconfitta, esplose anche un malumore, un protesto politico, e
osservato da presso dai residenti milanesi, naturalmente, perché avevano tutto l'interesse per trarre un profitto politico. Ma dobbiamo a loro una descrizione, anche un'analisi politica molto dettagliata anche sulle conseguenze politiche, sull'impatto di questa esplosione, che non era soltanto popolare, erano coinvolti in questa manifestazione spontanea, non a San Marco ma a Rialto, anche patrizi, ma piuttosto patrizi giovani. Forse questa sarebbe anche una grilla di lettura e una possibilità di avvicinarci a una realtà che era piuttosto nascosta dalle fonti ufficiali o le fonti di produzione di fattura veneziana. Altre domande o osservazioni? Sì, Mi pareva interessante la questione che poneva Claire Jude sulla questione, cioè se la vicinanza sia una comunità. Cioè nel senso che a me sembra che la vischiosità sociale all'interno della vicinia crei una densità di rapporti che comunque fa una comunità. Però capisco che sia anche difficile poi definirla. E qua cioè vorrei come dire, introdurre anche questa riflessione, se posso. Cioè io mi sono chiesto, per esempio, se ci sono dei criteri oggettivi per definire una comunità. E la risposta che però mi sono dato è che forse i criteri sono più soggettivi che oggettivi. Cioè la comunità è come dire, sentirsi parte di qualcosa, cioè questo è l'appartenenza, il senso di appartenenza, il senso di identificazione. E quindi in questo senso forse la vicinia, cioè, visto che in qualche modo lo è una comunità. Mi sono fatta esattamente la stessa domanda e poi stamattina, anche sentendo, e anche ieri è stato detto, sì, è Varanini stamattina che diceva questo, che mi sono chiesta. Una comunità produce dei documenti, cioè potrebbe avere un'identità formale e per esempio potremmo parlare dei sigilli, ci pensavo, cioè certe comunità hanno un sigillo che dimostra la loro, in questo caso istituzione, però una comunità potrebbe essere anche definita come un'entità che produce documenti al nome della comunità, il che non è il caso del vicinato in questo caso, perché non esiste l'istituzione, quindi comunque la domanda tra comunità e istituzione mi sembra molto importante, cioè può esistere una comunità che non abbia un'istituzione, che non sia legalmente istituita e quindi in questo caso che vuol dire che non può produrre dei documenti al nome della comunità, non ha un'identità giuridica della comunità e quindi forse creano due tipi di comunità, tutti e due sono comunità ma una che passa dall'istituzione e l'altra che è più fluida, cioè quest'idea di fluidità della comunità. Si può anche aggiungere questa distinzione tra comunità formali e non formali o informali e credo che l'argomento di Gerardo Ortali è abbastanza affascinante perché il fatto della continuazione di una comunità, malgrado l'assenza per 50 anni di accordi ufficiali tra Venezia e Tunisi, dimostra o ci ricorda anche dell'importanza di un altro elemento, la necessità riconosciuta dai membri di una comunità. Naturalmente non può essere un criterio assoluto per la definizione di comunità, ma comunque vediamo in molti casi che nel caso di Tunisi una comunità crea un certo livello di istituzionalizzazione con il sostegno in questo caso della metropoli, ma comunque la necessità dell'esistenza di una tale comunità e anche di tali istituzioni è talmente forte che ha anche il potenziale di sopravvivere per un... Se posso ancora 2 minuti, poi il problema di fondo diventa lo Stato, la struttura dello Stato.
quanto lo Stato riesce ad assorbire le tensioni inevitabili che ci sono, le strutture diverse che si combinano in un mosaico che può essere un mosaico ben composto o una grande confusione. E allora credo che si torni una volta ancora a un dibattito che ha avuto momenti più attivi, oggi resta un po' in ombra, che è la struttura dello Stato moderno. Cioè, cos'è lo Stato moderno? Perché in fondo la mia sensazione è che la forza dello Stato veneziano sia stata quella appunto della sua debolezza statuale, perché ci si chiede come poteva stare in piedi uno Stato che non aveva una diplomazia come avevano gli Stati moderni, che non aveva una struttura burocratica come quella che hanno gli Stati moderni. Io non sono mai riuscito a capire come i veneziani riuscissero a tenere in piedi la Repubblica con quella confusione di uffici che facevano la stessa cosa e dopo 20 anni cambiavano, ne facevano delle altre, subentravano altri, un marasma, ma proprio forse la debolezza della struttura statuale è diventata la ragione per cui, non essendo passata nella fase che a un certo momento è stata definita come quella dello Stato moderno, è riuscita a reggere più di tutti gli altri Stati, perché altrimenti è incomprensibile. Cos'è? I miracoli non li fa nessuno, neanche Venezia. Venezia dura 1000 anni, insomma, più o meno. Venezia dura 1000 anni e non è mai riuscita a fare uno Stato moderno, forse quella era la sua forza, non lo so. Comunque sono divagazioni in libertà, scusatemi. Pare che questo non sia il caso, abbiamo meritato anche questa discussione, caffè nella sala vicino, sala delle Re. 30 Ok, tu non ci richiami agli ordini. Ah.